Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Il Napoli continua a monitorare il mercato degli attaccanti e, secondo la Gazzetta dello Sport, è ancora alla ricerca di Federico Chiesa. L'attaccante italiano, reduce da una stagione deludente al Liverpool, vuole tornare in Serie A per rilanciarsi. La dirigenza azzurra, alle prese con le difficoltà nella trattativa per Dandoie del Bologna, sta valutando Chiesa come una concreta alternativa. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, un'ipotesi che potrebbe interessare i Reds. Chiesa, a sua volta, ha bisogno di continuità per tornare protagonista sulla scena nazionale, e il Napoli potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale per trovare spazio e stimoli ai massimi livelli. Lascia un like al video così YouTube ti avviserà dei prossimi video del canale. Continua. Notizie importanti sulla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino classe 2003. Il giocatore ha già raggiunto un accordo personale con il club azzurro, segno evidente di quanto sia concreta la possibilità di vederlo presto a disposizione di Antonio Conte. Tuttavia, l'accordo tra i due club non è ancora stato finalizzato. Il Siviglia ha ridotto le sue richieste a 17 milioni di euro, segno di apertura al trasferimento. Il Napoli, per il momento, si è bloccato su un'offerta intorno ai 15 milioni, ma lo scarto è minimo e i contatti continuano a essere positivi. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Se il Napoli aumenterà leggermente la quota fissa o includerà bonus facilmente ottenibili, l'affare potrebbe essere chiuso a breve. L'obiettivo è consegnare il giovane spagnolo a Conte prima dell'inizio della stagione di Di Maro. Lo racconta il giornalista Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito web. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Questi giocatori sono adatti alla nostra squadra? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!